Questore, allora, quali sono i fenomeni che trovano maggior terreno fertile per le infiltrazioni mafiose? Quali settori sono più coinvolti rispetto al vostro monitoraggio? Beh, c'è da dire che nelle realtà e nelle realtà territoriali e nel tempo la mafia ha avuto manifestazioni profondamente diverse. Si è sviluppata nei territori, ha seguito quello che era la linea della Palma che aveva coniato Leonardo Sciascia nel Giorno della Civetta ed è andata al nord. Al nord ovviamente si è manifestata in forme profondamente diverse da quelle che erano i territori in cui in modo endemico era presente, e quindi dalla espressione della sua forza militare che concretizzava la sua presenza si è pian piano infiltrata fino a diventare pienamente presente nei territori del nord. E questa è ciò che la storia ci insegna, questa è ciò che l'esperienza ci deve condurre nei confronti di un'azione di contrasto attuale, che deve essere appunto un'azione orientata nei confronti delle attività che tendono ad una legalizzazione delle imprese mafiose attraverso fenomeni di infiltrazione, di accaparramento di imprese che erroneamente tendono a chiedere aiuto, magari approfittando di condizioni economiche complesse, difficili, e quindi approfittando di un'apparente disponibilità ad aiutare, che in realtà è semplicemente una volontà di appropriarsi dell'impresa. E che a volte purtroppo quando ci si trova a chiedere questi aiuti è perché non arrivano da altre parti. E quindi un imprenditore rischia di trovarsi con l'acqua alla gola e di avere la sua impresa, la sua attività, di vederla andare in fallimento. Beh, ma questo non è un aiuto, questo è semplicemente un tentativo di sottrarre l'economia e di implementare il potere economico mafioso, quindi è semplicemente un tentativo di sottrazione. Spesso il fenomeno è anche indotto dalla capacità della mafia di presentarsi in giacca e cravatta. La mafia. Riciclaggio? Ovviamente gli strumenti attraverso cui tutto ciò viene fatto sono appunto gli strumenti del riciclaggio, le false fatturazioni. Sono strumenti appunto dei quali non è più la mafia con il Kalashnikov o il Mitra, è una mafia che assume una veste legale e si avvicina, ed in questo tradisce un rapporto ed acquisisce un rapporto di fiducia che alla fine vede soccombente le imprese per bene.